febbraio il pedaggio sulla superstrada pedemontana sarà ridotto al 60%, le nuove tariffe valide solo nei giorni feriali per non più di 25 km e per chi ha il Telepass, annunciate dal presidente Zaia e dall'assessore De Berti. Gli sconti sui pedaggi, un'operazione disperata di Zaia per cercare di salvare il salvabile, durissimo il Partito Democratico regionale sulle nuove tariffe. È in fin di vita all'ospedale di Padova una bambina di poco meno di 1 anno e mezzo di Montebelluna, colta da un malore nel letto. L'allarme questa mattina, la piccola ricoverata d'urgenza. Altra violenta rissa a Treviso, scontro tra stranieri davanti alla stazione dei treni. Intanto dal Viminale una circolare ai prefetti di tutta Italia per Capodanno, creare zone rosse off limits per soggetti pericolosi. Negli ultimi 4 anni denunce di aggressioni quadruplicate, l'allarme nel bilancio del presidente uscente dell'Ordine dei Medici di Padova. Oltre 3 quintali di botti illegali sequestrati dalla polizia, nei guai un 32enne che li aveva acquistati illegalmente su internet e stipati in un capannone di sua proprietà. Dalle medaglie d'oro ai record mondiali della sua categoria è stato un 2024 d'oro per Emma Mazzenga, la 20enne sprinter padovana appena nominata atleta master dell'anno. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Siamo in superstrada pedemontana veneta perché da fine febbraio i pedaggi per chi percorre una distanza di 25 km saranno abbattuti del 60%. L'annuncio oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Balbi, ci racconta tutto il presidente Luca Zaia con l'assessore De Berti. Da lunedì al venerdì e per tratte non superiori ai 25 km, le tariffe della superstrada pedemontana veneta saranno scontate del 60% per i veicoli di classe A. Già anticipato nei giorni scorsi, il provvedimento che cambia il tariffario della superstrada dovrebbe entrare in vigore tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo dell'anno prossimo. È un modo anche per dire di mantenere la parola. Abbiamo sempre detto, nel momento in cui abbiamo dati positivi saremmo subito pronti a dare un segnale ai cittadini. Fare uno sconto del 60% al traffico leggero, alle auto e ai furgoni significa rispondere alle famiglie, ai lavoratori, agli artigiani e a tutti coloro che lavorano nel territorio. Dunque nei giorni feriali si potranno percorrere 2 tratti al giorno di 25 km con lo sconto del 60%. Possono essere un'andata e ritorno o 2 itinerari diversi. I 2 sconti quotidiani sui 25 km non sono cumulabili, non si possono cioè percorrere 50 km, magari con un'uscita e una reentrata, in quel caso la tariffa è piena. Il limite chilometrico dello sconto si spiega perché, pur a beneficio di tutti, ha principalmente lo scopo di incentivare il traffico locale, quello sulla breve distanza. È proprio il traffico locale che stenta a partire, il traffico delle piccole tratte dove molto probabilmente il pedaggio crea un deterrente ad utilizzare la pedemontana, quindi di fatto mancando questo traffico noi andiamo ad incentivarlo e ad agevolarlo. Quando sarà attivo lo sconto del 60%, una tratta come ad esempio quella dal casello di Breganze a quello di Loria Mussolente passa da 4 euro a 1,60. Sono le tariffe più basse del Veneto, però bisognerà avere il telepedaggio. Inizialmente si diceva moduli, domande, richieste, è impossibile, sarebbe diventato veramente complicato riuscire a realizzarlo. Basta essere muniti di un telepedaggio che può essere Unipol piuttosto che Telepass o qualsiasi altro telepedaggio e si può usufruire dello sconto. I mancati introiti provocati dagli sconti non dovrebbero avere contraccolpi sulle casse della regione perché il traffico medio sulla pedemontana veneta sta rapidamente raggiungendo i volumi previsti. Non abbiamo calcolato, però abbiamo margini per affrontare questo tema, visto e considerato l'incremento del traffico che è importante e che si avvicina alle previsioni, soprattutto quello pesante ha superato le previsioni. Molto duro il Partito Democratico che dice Zaia tenta di salvare il salvabile sulla pedemontana, lo ascoltiamo. Lo sconto sul pedaggio per aumentare il traffico lungo la pedemontana parte lancia in resta Vanessa Camani, capogruppo in regione del Partito Democratico, che attacca il governatore Zaia senza troppi giri di parole. Non può presentare un'operazione del genere senza dire quanto impatterà sul bilancio della regione, come pagheremo il buco enorme, la voragine che già la pedemontana sta determinando nei conti pubblici della nostra regione, parliamo di 150 milioni in 3 anni. 3. Quali e quanti altri servizi ancora dovremo tagliare per pagare i debiti della pedemontana? Io non sono pessimista come ama semplificare il presidente Zaia, voglio sapere esattamente la verità e la verità Zaia non ce la vuole dire e io credo che sia una dimostrazione di debolezza
ma anche di brutta politica. Un obiettivo potrebbe essere raggiunto, l'aumento del numero di veicoli, ma questo non risanerà il pesante buco di bilancio della Pedemontana, conclude Vanessa Camani. Quanto aumenteranno i ricavi non è dato sapere, visto che c'è lo sconto che incide comunque sulle entrate, perché ricordiamo che la strada pedemontana veneta, per come è stata impostata da Luca Zaia, funziona così. Il gestore si becca una cifra fissa di 160 erotti milioni ogni anno, mentre se si guadagna, se si va in perdita, è tutto un rischio di cui si è fatta carico la Regione del Veneto. Cioè Luca Zaia ha esposto il bilancio di un ente pubblico al rischio di impresa. Nel momento in cui scarichi il rischio di impresa sul bilancio della Regione, io pretendo che tu mi sappia dire quanto mi costa. Lo pretendo. Con una lettera inviata nei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la società Autostrade Alto Adriatico, nonostante abbia previsto di realizzare investimenti per decine di milioni di euro nel 2025, ha ribadito la volontà di non richiedere per il prossimo anno alcun incremento tariffario dei pedaggi sulla propria rete di competenza, neanche per la componente riguardante l'inflazione programmata pari a 1,8%. Si tratta di una posizione, ha detto il presidente, l'avvocato Marco Monaco, già assunta in sede di proposta di aggiornamento del piano economico e finanziario approvato dal Consiglio di amministrazione della società a fine luglio e che consente di favorire imprese, lavoratori e famiglie. Siamo alla cronaca con la bambina di nemmeno 1 anno e mezzo in gravissime condizioni all'ospedale di Padova in fin di vita. L'allarme questa mattina, la piccola è stata portata all'ospedale con l'elisoccorso. Un'apnea notturna, un principio di asfissia, forse dovuto alla posizione in cui la piccola stava dormendo nel letto, tanto da andare in arresto cardiaco. Il dramma in via Trevignano a Montebelluna, dove la piccola di casa, una bambina di 17 mesi appena, è stata colta da malore. La bimba ha smesso di respirare, i genitori disperati hanno allertato i soccorsi. Erano le 7:45. Gli operatori del SUEM 118, arrivati con ambulanza e automedica, sono riusciti a far ripartire il cuore della piccola e a stabilizzarla, decidendo l'immediato trasferimento della paziente in elicottero a Padova, dove è stata ricoverata in cardiologia neonatale, ma le condizioni restano gravissime. Una tragedia che ovviamente ha colpito la nostra comunità. Io mi permetto semplicemente di portare la mia personale vicinanza, ma anche la vicinanza di tutta la città alla famiglia in questo momento, soprattutto quando riguarda una persona in tenera età come in questa situazione. Credo che l'amministrazione questo sia il minimo che può fare, noi siamo a disposizione. La bambina è la minore dei 3 figli di una coppia di origini nigeriane. La piccola è nata prematura e non è da escludere che il malore che l'ha colpita sia collegato a problematiche di salute pregresse. Il quadro è estremamente delicato, occorrerà capire se e per quanto tempo al corpicino sia mancato l'ossigeno e quali conseguenze ne possano essere derivate. Noi tutti speriamo che la situazione ovviamente si evolva in modo solo ed esclusivamente positivo. Rimaniamo nelle mani del Signore, quindi io rinnovo il mio abbraccio alla famiglia nella speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi. È il momento di una doverosa rettifica per un errore commesso in un servizio andato in onda venerdì 27 dicembre durante il nostro telegiornale del Veneto, un servizio relativo alla tragedia di Forni di Sopra nel quale ha perso la vita una donna a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. In fase di montaggio, infatti, sono state erroneamente utilizzate delle immagini di repertorio di una caldaia in cui si leggeva il nome della ditta Baxi, che opera in tale settore e che nulla ha a che fare con il dramma di Forni di Sopra. Ci preme precisare che si è trattato di una svista e che non c'era nessuna intenzione di alludere ad una qualsiasi collegamento tra la ditta Baxi e questa tragica vicenda. Ci scusiamo per l'errore. Siamo nel Trevigiano con l'ennesima rissa in centro città, questa volta davanti alla stazione dei treni. Calci, pugni, sprangate, una quindicina i ragazzi coinvolti, tutti ventenni. Uscivo dal garage che è esattamente qui in via Orioli e vedevo una dinamica di contrasto tra più persone che si mettevano esattamente dietro questo muretto e si lanciavano questi cassonetti che rimangono semplicemente qui in strada durante la giornata. Un tafferuglio in corso. Tra chi? Erano dei ragazzi che potevano avere
tra i 15 e i 18 anni, la solita fascia d'età che oggi magari è più in voga per queste scene qui. Il bidone della spazzatura ancora in mano dopo averlo tirato più volte contro un coetaneo. Urla, schiamazzi e l'ostentazione di una violenza gratuita, secondo i testimoni, senza nessun motivo apparente. Protagonisti un gruppetto di 4-5 ragazzini che in piazza Giustinian Recanati nel tardo pomeriggio di domenica hanno cominciato a malmenarsi. Anche le forze dell'ordine sono stati vigili nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti. E li hanno controllati, io guardavo dalla terrazza di qua dove abito questo controllo che è avvenuto e poi sono andati via. Tracce di sangue ancora a terra invece all'indomani della violenta rissa tra una quindicina di ragazzi, tutti ventenni di origine pakistana, nel vialetto dei Giardinetti tra via Roma e piazzale Duca d'Aosta davanti alla stazione dei treni. Il fatto intorno alle 21. Minacce e urla probabilmente tra gruppi rivali degenerati in calci, pugni, colpi di spranga. A pagarne le conseguenze 3 ragazzi con tagli ed ematomi sul volto. Una rissa che si è trascinata fino alla stazione dei treni dove uno dei feriti ha tentato di trovare riparo dalla violenza. Intervenuta una volante della polizia e il suo M118 chiamato da alcuni amici dei ragazzi coinvolti. Sono attualmente 4 i ventenni denunciati per rissa, esasperazione tra i commercianti della zona e i residenti dopo l'ennesima violenta rissa in centro città. C'è preoccupazione sicuramente perché Treviso è sempre stata anche nelle classifiche di fine anno tra le più sicure in Italia, con riferimento alla sicurezza, e ad oggi al netto delle tabelle rimane in una situazione abbastanza preoccupante. È una zona che ha queste problematiche, nel senso che talvolta ci sono queste bande di ragazzi, di persone che compiono questi gesti. D'altronde la polizia è informata, fa spesso delle ronde, fa spesso dei passaggi, però ovviamente non si può prevenire tutto. Purtroppo abbiamo alcune viette attorno che sono un po' prese di mira da gruppi non molto tranquilli di ragazzi. Intanto il ministro dell'Interno Piantedosi ha inviato una direttiva ai prefetti di tutta Italia invitandoli a individuare, come già in atto a Milano tramite ordinanze, delle zone rosse nelle città per vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti e poterne disporre così l'allontanamento. I provvedimenti in vista del Capodanno riguarderebbero stazioni ferroviarie e aeroporti, zone della movida, aree urbane complesse dal punto di vista della sicurezza e piazze di spaccio. La sicurezza ti porta a Cittadella in Alta Padovana, primo comune della provincia di Padova, a dotare la polizia locale di un taser. Arrivano a Cittadella 2 taser in dotazione alla polizia locale, il primo comune in provincia di Padova che può avvalersi dell'utilizzo di questi strumenti. Abbiamo colto al volo questa possibilità, abbiamo approvato il regolamento in Consiglio Comunale, regolamento che è stato approvato all'unanimità, e abbiamo iniziato la formazione di 10 agenti della polizia locale di Cittadella che stanno formando per essere operativi dai primi di gennaio. Quindi dopo la body cam che è stata data in dotazione a tutti gli agenti, arriviamo con ulteriore tecnologia che va a tutela delle persone, perché sicuramente è un'arma, ma è un'arma che non uccide, quindi è un'arma che serve prima di tutto come deterrente, quindi per far capire che quello che sta facendo non è corretto e poi per intervenire nei casi di pericolosità effettiva. Tra l'altro uno degli ultimi episodi gravi che si sono verificati a Cittadella è proprio stato quello all'interno dell'ospedale. Sì, e lì grazie all'intervento dei carabinieri di Cittadella, della compagnia di Cittadella e all'utilizzo del taser è stato fermato questa persona alterata che con un coltello aveva appena ferito un carabiniere e avrebbe potuto fare una strage. Assieme al comandante della polizia locale di Cittadella, Gledis Sambugaro, il sindaco ci ha spiegato come funziona il taser. C'è un regolamento appunto che è stato approvato che prevede che nel momento in cui ci si trovi una situazione particolare venga avvisata la persona appunto dell'utilizzo del taser, della possibilità di utilizzo, poi il taser venga estratto e venga nuovamente avvisata la persona. Ci sono tutti dei sistemi a tutela anche di chi sta tentando di commettere qualcosa che non va, fino anche alla finta scarica elettrica, e poi vengono lanciati i dardi nel momento in cui si valuta che il pericolo sia effettivo. L'obiettivo nostro è quello di andare a sostituire la pistola, l'arma in dotazione alla polizia locale, che rimarrà comunque in dotazione alla polizia locale, ma con questo strumento che non provoca la morte si potrà intervenire in maniera molto più precisa a tutela sia delle persone attorno, ma anche a tutela di chi sta per commettere un atto che non dovrebbe commettere.
Dati record sulla violenza nei confronti dei sanitari per questo 2024, parla Domenico Crisarà, presidente uscente dell'Ordine dei Medici di Padova. Abbiamo avuto 4 volte in più esposti rispetto alla consigliatura precedente e questo fa il pari di un malessere sia della professione che dei cittadini sempre crescente, che poi viene fuori dentro al suo momento peggiore dentro l'aggressione a pronto soccorso. Le aggressioni nei pronto soccorso, come quella di Cittadella dello scorso 2 novembre, sono solo la punta dell'iceberg della violenza nei confronti dei sanitari. Basti pensare che negli ultimi 4 anni all'Ordine sono arrivati più di 410 esposti contro i circa 170 dei precedenti 4 anni e più della metà di questi esposti sono stati archiviati senza procedere in quanto insussistenti. Per noi è importante che cambi una mentalità, che si torni ad un rispetto reciproco, soprattutto ad un rispetto della professione che in questi anni per 1000 motivi, 1000 responsabilità, anche degli operatori sanitari, ma non soltanto degli operatori sanitari, soprattutto di una politica che non ha programmato, di una politica che non ha scelto, di una politica che probabilmente non ha interesse a che i medici siano di nuovo quello che erano in passato, cioè il punto di riferimento di una comunità, superando il paternalismo medico, però sicuramente non mettendo continuamente in discussione la loro professionalità e la loro dedizione al lavoro e alla gente. E sul tema della carenza dei medici, Crisarà dice che è una fake news spinta anche dalla politica. Si continua intorno a questa bugia della mancanza di medici. I medici non mancano, non sono mai mancati, sono mancati gli specialisti, ma perché è mancata la programmazione, perché negli anni passati attraverso i tagli lineari si sono tagliate le borse di studio e quindi adesso non ci sono più medici, non ci sono più specialisti, non ci sono più medici di famiglia perché non si è programmato e adesso si sta facendo lo stesso lavoro al contrario. Noi avremo una pletora di specialisti nel futuro che non ci serviranno perché avremo tantissimi oculisti, avremo tantissimi dermatologi, avremo tantissimi otorini, però non avremo anestesisti, non avremo medici dell'emergenza, non avremo medici di famiglia, non avremo laboratoristi, non avremo anatomopatologi che sono comunque delle figure fondamentali. Maxi sequestro di botti nei guai uno 32enne che aveva acquistato illegalmente materiale pirotecnico su internet. Vediamo. Un capannone situato nell'area del Montello, ma in centro abitato, una semplice struttura industriale da fuori. Dentro erano stipati 360 kg di materiale pirotecnico, 120 di polvere da sparo. A scoprire tutto questo materiale la divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Treviso, congiuntamente ai poliziotti del Commissariato di Conegliano e al Nucleo Artificieri della Questura di Venezia. Le indagini sono partite dall'intercettazione da parte della Polizia di Stato di ingenti quantità di materiale pirotecnico acquistato su internet da un 32enne, risultato poi essere il proprietario del capannone. L'acquisto attraverso un circuito di vendita illegale. La perquisizione in casa ha permesso agli agenti di arrivare al luogo dove il materiale era nascosto. Si tratta di articoli pericolosissimi, alcuni destinati a spettacoli pirotecnici e dunque acquistabili soltanto da professionisti in possesso di apposite abilitazioni, altri confezionati artigianalmente, privi di qualsiasi omologazione e detenuti in modo promiscuo. Insomma, un mix che avrebbe davvero potuto rivelarsi esplosivo. Il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza dagli artificieri della Questura di Venezia. Il 32enne è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente. Un anno d'oro 2024 per Emma Mazzenga, la 91enne sprinter padovana appena nominata atleta master dell'anno. Pronti? Via! Dai Emma! Emma Mazzenga, la padovana nonna sprint, è atleta master dell'anno per la FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un altro traguardo per la 91enne classe 33 padovana che anche nel 2024 ha continuato a battere record mondiali nella categoria a lei riservata. La signora Mazzenga vive alla Guizza ed è stata professoressa di scienze in istituti come il Selvatico e il Fermi. Da sempre appassionata agli sport e all'atletica in particolare, senza mai diventare però professionista.
A maggio di quest'anno ha corso i 200 metri in 51 secondi e 0,8 decimi. A gennaio aveva abbassato ancora il record indoor, sempre nei 200 metri, con 50 secondi e 33 decimi. Il 2024 l'ha vista salire 3 volte sul gradino più alto dei mondiali indoor e una volta al mondiale outdoor di Göteborg. Un anno tutto di corsa per la nonna sprint padovana che anche per il 2025 promette di stupire. Con queste belle immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi c'è il telegiornale di Venezia e prima il meteo. Arrivederci.